Verna Nord-Est è oggi nel cuore dei Colli Euganei e precisamente al Teatro Polivalente della città di Abano Terme, che ospita in questa giornata il meeting delle scuole agrarie del Triveneto. Tema del convegno è la formazione, l'innovazione e l'occupazione nel comparto agroalimentare che aspetta i giovani d'oggi che proprio negli istituti agrari del Triveneto iniziano la loro formazione in questo settore. Programma del convegno è variegato, frizzante, con l'intervento dei ragazzi che possono rivolgere precise domande ad esperti, operatori del mondo della scuola e delle associazioni di categoria, nonché amministratori regionali su quello che la filiera corte, città, campagna può offrire loro. Ai nostri microfoni risponde a tutto questo l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato, accolto con un certo entusiasmo dalla platea di giovani. Ecco, Assessore, lei già occupa dei giovani nei suoi uffici in Regione, la prospettiva di occupazione di questi giovani nel mondo dell'agricoltura veneta? Beh, è sicuramente altissima, ovviamente passa tutto dalla grande formazione che devono ricevere in istituti come quelli riuniti oggi, ma anche nel comparto universitario e poi riuscire a dare la possibilità a loro, anche attraverso i finanziamenti, di inserirli nel mondo aziendale perché le percentuali sono ancora molto basse. Ecco, la Regione c'è accanto a questi giovani e si vede anche dall'entusiasmo con cui l'hanno accolta oggi qui. Quali sono i progetti che intende mettere in piedi già nei prossimi mesi e nel prossimo anno? Beh, sicuramente le misure di intervento dei giovani in agricoltura, penso di ripristinare ancora le misure i PGB, come si dice, i progetti per i giovani, per cui daremo molti finanziamenti per la formazione e poi per l'inserimento nel mondo agricolo. Però deve essere anche inteso che loro devono costruire con noi la programmazione dei prossimi 7 anni, ecco perché c'è il Forum Giovani, ecco perché li abbiamo coinvolti proprio nella costruzione del futuro del Veneto. Con le prospettive che l'assessore Franco Manzato ha auspicato per i giovani degli istituti agrari del Triveneto, la giornata è proseguita con gli interventi delle autorità istituzionali ed una tavola rotonda che prevede approfondimenti precisi, incentrati soprattutto sul ruolo delle aziende agrarie e delle fattorie didattiche annesse agli istituti, nonché il ruolo degli istituti agrari e delle imprese agricole per un consumo sempre più consapevole.